Buon pomeriggio a tutti, bentrovati, nuovo appuntamento con Sport Italia Caffè, buon lunedì a tutti e buon lunedì anche al nostro direttore che è tornato, Michele Criscitiello. Ciao Michele. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te, ciao. Ben trovato. Grazie mille, grazie. Quindi, pronti per il rush finale del calciomercato? Sì. Non ci sono belle notizie per il Napoli, perché quando le stagioni partono così sicuramente ci sono aspetti negativi, perché l'infortunio di Lukaku è una cosa abbastanza seria. Credo che il Napoli sia stato fortunato, nel senso che tutto questo succede al mercato ancora aperto e puoi sistemare le cose. È ovvio che perdere Lukaku è stata una brutta botta e quindi per il Napoli rischia di diventare comunque un peso non indifferente. Se sottoposto? Questo è il bollettino, sì. In seguito all'infortunio, ovviamente lo ricordiamo perché poi Lukaku si fa male durante la sfida contro Olympiacos, proprio nel calciare in porta. Esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo, sarà sottoposto però anche a consulenza chirurgica. Questa insomma è anche una delle parti che ci preoccupa un po' di più. L'unica cosa che possiamo dire è che verosimilmente resterà fuori per diverso tempo, quindi possiamo tranquillamente ipotizzare che il Napoli da ora in poi si rimette sul mercato in maniera importante. Per forza, perché la Champions del campionato non puoi farle senza Lukaku e non puoi farle solo con Lucca, sia per una questione numerica ma anche qualitativa. Per me oggi serve un top player al Napoli. Torniamo sul discorso delle punte, non vorrei esagerare, però se tu vedi oggi il Milan dove deve ballare? Højlund e Vlahovic. Quindi non è che c'è questa grandissima scelta. Poi se vuoi parleremo anche del Milan, però il Napoli non ha grandissima scelta e soprattutto non puoi fare scommesse. Sostituire Lukaku deve essere una certezza. Qual è la certezza? Non c'è. Non c'è. No, non c'è perché il mercato delle punte è stato particolare fino ad ora e lo dicevi tu, forse un po' tutte le squadre sono in difficoltà sulla questione centravanti, sulla questione attaccanti, allora, perché il Milan, come dicevi tu, è ancora in ballo, il Napoli si rimette sul noi dobbiamo mercato. parlare di calcio. Ti serve una punta strutturata, perché se si fa male Lukaku, Lucca è il sostituto di Lukaku. Oppure devi cambiare modo di giocare se non trovi la punta strutturata, che secondo me oggi fai fatica a trovarla. Quindi due sono le cose: o devi giocare 4-3-3 fisso, ti puoi rinforzare sugli esterni, puoi prendere Lookman che è ancora sul mercato, Lucca fa il centrale ma comunque ti manca l'alternativa a un altro attaccante in mezzo, oppure devi per forza trovare il calciatore che ti faccia la differenza e che abbia le caratteristiche che secondo me, per come gioca Conte, per come Conte vuole un certo tipo di lavoro. La notizia più brutta che potesse capitare al Napoli era proprio l'infortunio di Lukaku, perché paradossalmente sono tutti sostituibili tranne Romelu Lukaku nel gioco di Conte. Perché Conte, maledizione sua, dove va vuole Lukaku? Perché quel giocatore che gli finalizza, gli lega tutto il gioco nella sua testa. Perderlo non lo trovi, puoi prendere un altro forte, ma secondo me oggi Conte deve avere un pizzico di sana follia di dover cambiare completamente modo di giocare. Per come gioca Conte, senza Lukaku, puoi chiamarti Lucca, Vlahovic, quelli che vuoi, oggi fai una fatica pazzesca, perché quella roba ce l'ha solo Lukaku. Ed è per questo che Antonio Conte vuole sempre solo Romelu Lukaku. La notizia peggiore per il Napoli a Ferragosto era l'infortunio di Lukaku. Sì, è una tegola assurda. Se ci pensiamo, mi fa strano pensare al campionato dello scorso anno, perché poi il Napoli inizia male contro l'Hellas Verona e prende 3 gol e diciamo che Antonio Conte nel post partita si arrabbia parecchio parlando proprio del mercato che ancora doveva sbloccarsi, soprattutto con la situazione Lukaku. Quindi si trovava più o meno allo stesso punto di partenza, cioè all'inizio del campionato non aveva Lukaku, poi Aurelio De Laurentiis... Lo stai vedendo anche da queste immagini. Io non voglio interromperti perché altrimenti sembro maleducato, però lo vedi anche da queste immagini. Il gioco di Conte passa sempre dagli esterni e si va a finalizzare sulla punta centrale. Poi Lukaku ti fa il lavoro sporco, spalle alla porta. Lukaku è quello che ti attacca alla profondità. Quelle cose te le fa solo un giocatore. E averlo perso ad agosto e forse ritrovarlo, non voglio dire cose a caso perché non faccio il medico e non lavoro a Villa Stewart, ma se tu lo recuperi a novembre e dicembre, recuperare Lukaku non è che tu dici Lukaku rientra a novembre e dicembre e il 2 dicembre lo metti in campo. Lukaku deve rifare tutta la preparazione.
Lukaku non è Politano, non è Mertens, non è Pulisic. Lukaku ha bisogno di una preparazione da capo. Ed è un disastro. E ripeto, è un disastro. E oggi, alla luce di quello che purtroppo è successo a Napoli, quando noi parliamo Napoli strafavorita, oggi le cose cambiano drasticamente. E non voglio adesso essere disfattista, ma realista. Il Napoli perde il 30% del suo potenziale per come gioca Conte. Se Lukaku fosse stato un giocatore dell'Inter, brutta botta, ma si può fare. Per Conte no, non si può fare. Quindi io vedo molto molto complicata l'ipotesi di mercato di una sostituzione di Lukaku a determinate condizioni, anche se ti vanno a prendere un signor attaccante. Arriva Vlahovic, forte, ma non è Lukaku per Conte. Non ti fa quel lavoro lì. Non te lo fa. Trovamene uno che ti fa il lavoro di Lukaku. Adesso chiedo alla redazione se mi vogliono scrivere che casomai ho preso un colpo di sole. Di trovare una grande alternativa. Ditemi un giocatore che faccia per Conte il lavoro di Lukaku. Se me lo trovate nei prossimi 19 minuti e 43 secondi che sono in onda, io lo riporto, però faccio abbastanza fatica a pensare questo. Ti faccio vedere delle immagini, poi mi dici anche quella cosa e andiamo dal telespettatore, però sono immagini freschissime di oggi, quindi giustamente ve le facciamo vedere e lega due argomenti che di cui abbiamo già discusso, ovvero il Napoli e se vogliamo anche l'Inter. Partiamo dal Napoli e dalle visite mediche in mattinata a Villa Stuart, perché ormai è la solita sede per l'inizio delle visite mediche dell'Inter per Miguel Gutiérrez in arrivo dal Girona. Anche questa è una trattativa di cui abbiamo parlato tanto, perché il Napoli sceglie di andare su questo giocatore dopo che poi sfuma la trattativa per Ndoye, perché risponde un po' di più alle caratteristiche che cerca Antonio Conte, è molto duttile, e allora la scelta proprio su Gutiérrez dopo diverse settimane di trattativa. Queste sono le immagini delle visite mediche. Che anche poi qui la storia insegna che a volte quando hai un po' di fortuna nel calcio, io sui social per i napoletani sono diventato uno zimbello perché ho raccontato la storia di Brescianini. Brescianini va lì in quella villa, entra a Villa Stuart, entra il giocatore del Napoli, esce, non trova l'accordo, fatte le visite mediche con il Napoli, firma con l'Atalanta, il Napoli, chi prendiamo? Conte dice vai a prendere questo al Manchester che è forte, prendono McTominay e la storia vuole che McTominay diventa McFratemo, diventa Gesù bambino all'interno del presepe del Napoli. Questo non significa che Brescianini è stato scartato da Napoli. Brescianini non ha raggiunto l'accordo con Napoli, si è inserito all'Atalanta, lo prende l'Atalanta. McTominay, che era neanche nei piani in quel momento del Napoli, si mette alla ricerca e diventa un boom. Adesso è la stessa cosa. Meno, perché non ha fatto le visite col Napoli in Ndoye, però volevano un giocatore. Non è stato preso, vanno sul piano B, ma non è detto che il piano B sia una pippa e il piano A era fortissimo. Semplicemente il piano B può dimostrarsi più forte, ma per tante situazioni, caratteristiche, allenatore, impatto con la squadra, superiore al piano A. Questo lo auguriamo al Napoli. Però se dobbiamo raccontare le storie e le storielle è una cosa. Se dobbiamo raccontare le cose come stanno, non era il piano A. Certo. Così come l'anno scorso McTominay non era il piano A del Napoli. Poi per fortuna, perché nel calcio ci vuole anche tanta fortuna oltre che abilità, però la fortuna che il Napoli ha avuto l'anno scorso quest'anno la sta già pagando, perché ribadisco, l'infortunio il 15 di agosto di Romelu Lukaku è una mazzata clamorosa. Dovremmo fare una specifica su Gutiérrez, perché poi lui sta effettuando le visite mediche, l'hanno specificato tutti anche nella mattinata di oggi in maniera molto approfondita, perché lui qualche tempo fa è stato operato alla caviglia per un problema che ha avuto. Quindi in realtà, al di là del superamento o meno delle visite mediche, in teoria non ci dovrebbero essere problemi per questo, più che altro va sottolineato il fatto che non sarà a disposizione da subito in campo per Antonio Conte, quindi anche per lui ci saranno ancora non sappiamo quante settimane, qualche giorno di ritardo. Se sono 2 mesi è un altro. No, qualche settimana giusto di ritardo nel poi effettivamente essere a disposizione al 100%, perché comunque sta recuperando da questa operazione che ha avuto alla caviglia destra. Nulla verosimilmente di così preoccupante, però va specificato perché qualcuno poi nella mattinata si interrogava sul passaggio o meno di queste visite mediche, o se dovevamo aspettarci magari qualche situazione, che tu prima ricordavi Brescianini, posto che sono due cose diverse, però magari similare del non passaggio delle visite mediche. Brescianini le visite le aveva passate anche bene, non aveva poi raggiunto l'accordo. Sì, dico, non è lo stesso caso perché sono due cose diverse, però insomma non ci dovrebbero essere nessun tipo di problema per Gutiérrez. Poi sappiamo che il Napoli sta anche trattando per Walou Sanchez, anche in questo caso ci dobbiamo aspettare che magari in queste ore si muova qualcosa o è tutto rimandato anche qui all'ultimo giorno? Non penso perché adesso Conte diventa una iena.
Quando perdi per infortunio Lukaku, quando devi chiudere quelle 2 o 3 cose di mercato, Conte adesso le cose le vuole tutte subito, giustamente. Poi non è colpa di Mann, non è colpa di De Laurentiis, però adesso nel Napoli si respira un certo isterismo dovuto ovviamente a quello che sta succedendo, e quello che sta succedendo non è assolutamente poco. Io resto però convinto che il Napoli saprà muoversi sul mercato, saprà accontentare Antonio Conte, però per me la botta Lukaku resterà per tutto l'anno. Telespettatore, pronto? Buonasera, sono Claudio, siamo da Certaldo, ma non sono toscano come si sente dall'accento. Saluto il direttore che seguo sempre con molta attenzione. Grazie. Sono napoletano. Sono un napoletano che accetta l'ironia e ti sono ironico, quindi mi ha sapere che riceve l'ironia. E quindi niente, mi fa sempre molto compagnia la vostra trasmissione. I complimenti al direttore perché è diventata la principale cucina di giornalisti e giornaliste d'Italia, praticamente alimenta tutte le principali testate media televisive. Quindi questo è un merito che assolutamente va riconosciuto il direttore. Grazie. Allora, per quanto riguarda... Faccia pagare la commissione da Mediaset, da Zone Sky. No, tranquilli, siete amici, non fa niente, va bene così. Esatto. La percentuale. Comunque, Vendita. Prego, andate prego. sempre a migliorare. In ogni caso, io ho il nome che appunto lei chiedeva. Ah, vedi? Aspetta che scriviamo a Conte, aspetta. Vai. Vai. Io dico che Davis del Udinese, dissi anche buoni rapporti. E io non ho capito Io niente, non ho però. capito, però, Aspetta, ripeti, non ho capito niente. Dillo bene. Fammi andare su West Scout, aspetta. Allora, Kenyan Davis dell'Udinese, che il direttore conosce. Ah, Davis dell'Udinese. Quello ha tutte le caratteristiche, diciamo, che servono. Ha avuto un bel po' di problemi fisici però negli ultimi anni, eh? Sì, anche se l'anno scorso però in molte partite mi è piaciuto, devo dire. Poi chiaramente non dominato fisicamente, io non lo so. Allora, potresti... Allora, sicuramente hai detto una cosa intelligente e sensata per le caratteristiche. Premesso che quello che ho detto 20 minuti fa, lo ripeto adesso, che per me sostituire Lukaku è quasi impossibile, ma non per Lukaku, per come vuole giocare Antonio Conte. Il nome che tu hai fatto per me è un po' un azzardo, nel senso che se il Napoli si presenta con Davis per il dopo Lukaku, a Napoli qualche musettino viene storto, però non hai detto una falsità, ci mancherebbe altro. Rispetto il tuo pensiero, però secondo me siamo un po' lontani se tu l'anno prossimo al Napoli, campione d'Italia, con la squadra deve fare la Champions League, tu di fatto ti presenti con l'attacco dell'Udinese. Luca Davis. Vi saluto. Allora che pensa di Zirkzee, visto che ormai leggo tanto Zirkzee acquistato proprio dal Napoli a 35 Bravo, milioni. altro tipo di giocatore, altre caratteristiche, ma con un profilo da rilanciare molto forte e molto importante, ma caratteristiche diverse. Allora, però Zirkzee. ribadisco, se tu fai Davis e Luca, che è la coppia dall'attacco dell'Udinese, a Napoli con il tricolore sul petto, diverso. secondo me Conte si butta dal balcone. Va bene, grazie al nostro telespettatore. grazie. Che poi se ci pensi, cioè Conte ha avuto... Aspetta, Cioè aspetta, è stato sfortunato. Chi è, ti stanno chiamando? sì, ma non è Conte. Ah, non è Conte, pensavo che volesse sapere di Davis. No, Conte, diciamo, non è è stato sfortunato perché effettivamente prima cerca di andare con tutte le sue forze su Darwin Núñez, poi posto la distanza a livello economico, tutto quello che purtroppo è successo a Liverpool, deve cambiare obiettivo e va tutta su Lucca, magari con una certa fretta perché aveva paura che qualcuno si accaparrasse prima il giocatore, vedi l'Atalanta, e ora invece rimane con il solo Lucca senza Lukaku perché sfortunatamente si è fatto male. Mi volevi dire una cosa? No, che gli operatori di Cos'è che mi mercato volevi si dire? divertono e quindi la cosa bella di Sport Italia è che problemi di ascolti non ne abbiamo, perché io dico una cosa e poi mi arrivano i 3.000 messaggi. Cioè? Dobbik potrebbe essere l'uomo perfetto per sostituire Lukaku. E Dobbik tra l'altro lo voleva già Conte. Sì. In uscita dalla Roma. Ok. Poi ti hanno risposto altri, visto che hai detto che avevi lanciato l'amo? No. Aspetta, fammi parlare con gli operatori di mercato. Beh, io sto qua, sono in attesa. No, questi sono un po' di nomi che mi stanno dando ovviamente divertendo, cioè Certo. non sto parlando No, con sì. non sto parlando con Fantamercato, Napoli, ci mancherebbe come- altro, però chiamiamolo operatori come- di mercato, quando io ho detto prendiamo dei nomi per immaginare un post Ok, Lukaku, un ipotetico. Dobbik non ti dispiace? potrebbe ok. non avere... Avevo pensato a un altro, ma non lo dico, devo capire un attimo, non ricordo la situazione contrattuale, perché se poi dico una fesseria, giustamente
scatenano. si scatenano. Quindi devo prima verificare, poi casomai te la dico alle 23 e aspetti Ma tu invece... prima di andare a dormire. Ok, invece tu mi hai Ma detto... sempre come idee mie, non sono notizie. No, no, è fatta per caso, dai, chiamiamolo così. Se sono notizie è un altro discorso, però le notizie le daremo questa sera, però prima vanno verificate e giustamente controllate tutte. C'è Elisa Donatini in studio, poi andiamo dal telespettatore che ci vuole far vedere però la prima pagina del Corriere dello Sport, perché forse qualche nome di questa mattina veniva fatto. Siamo sulla prima pagina del Corriere, taglio alto con l'infortunio di Lukaku, ma evidentemente vediamo. Allora, guarda, Zirkzee ritorna in voga questo nome. Zirkzee ci può stare, no? Kristovic, Mateta che ha cercato anche ha caratteristiche diverse. Atalanta. Sì, Kristovic c'era anche la Roma prima. Sì. Ah, e vedi Dovbyk, anche in questo caso veniva fatto, vedi? Sì, Dovbyk. Quindi Zirkzee, Mateta, Kristovic e Dovbyk tra i nomi. Vediamo come si muoverà il Napoli, grazie, questo è il dettaglio del Corriere dello Sport. Telespettatore, possiamo cominciare a parlare anche di quelli che potrebbero essere i tempi di recupero attorno ai 3 mesi. Andiamo a ricordare anche quello che poi l'infortunio che ha subito Romelu Lukaku nella sfida contro l'Olympiakos, lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a una consulenza chirurgica. Questo è il comunicato del Napoli qualche minuto fa. Stiamo rivedendo anche quello appunto che è stato il momento dell'infortunio. Lo ripetiamo, tempi di recupero attorno ai 3 mesi, poi nelle prossime ore sarà anche più facile stabilirli in maniera più chiara. Una cosa è certa, sarà sicuramente fuori diverse settimane, tante settimane, e ora a questo punto è certo che il Napoli andrà sul mercato, lo farà per acquistare un altro attaccante, perché ricordiamo che la coppia di attaccanti del Napoli nel 4-3-3 disegnato da Antonio Conte sarebbe stata Lukaku e Lucca, che è stato l'arrivo di quest'estate. Quindi a questo punto con l'infortunio anche così importante di Romelu Lukaku bisognerà capire anche come tornerà e quando tornerà poi realmente, e viste le 3 competizioni del Napoli a questo punto c'è la forte possibilità che il club del presidente Aurelio De Laurentiis vada sul mercato per acquistare un giocatore proprio in quella zona del campo, in attesa poi del ritorno di Lukaku in campo. Amici miei, bentrovati sul canale, qui come sempre per parlare del nostro Napoli con il cuore e con la passione che ci contraddistinguono. Oggi vi porto aggiornamenti davvero bollenti, perché la situazione in attacco sta diventando il tema centrale delle ultime ore. Sapete bene cosa è successo recentemente e purtroppo un infortunio pesante ha cambiato i piani della società. Per questo il Napoli è costretto a tornare di corsa sul mercato alla ricerca di un nuovo attaccante e vi assicuro che i nomi che circolano sono di quelli importanti, profili che possono accendere l'entusiasmo e che allo stesso tempo dimostrano come il club voglia mantenere un livello altissimo di competitività. Partiamo da un dato di fatto: il Napoli non può permettersi di affrontare una stagione lunga, piena di impegni tra campionato e coppe, con una sola punta di ruolo, nonostante la buona crescita di un giovane che ha già fatto vedere di avere il fiuto del gol. È chiaro a tutti che serve un innesto di esperienza e qualità. E infatti, nelle ultime ore, la società ha avviato i primi contatti concreti con club di primissimo livello europeo per capire se ci siano le condizioni per un'operazione importante. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, uno degli esperti di mercato più affidabili, il Napoli avrebbe bussato alla porta del Manchester United per sondare la possibilità di prendere in prestito Rasmus Højlund. Parliamo di un centravanti giovane, potente, reduce da un anno di alti e bassi in Premier League, ma che resta uno dei talenti più seguiti in Europa. L'idea del Napoli è quella di capire le condizioni economiche di un'operazione di questo tipo, quanto chiede lo United, se il club inglese sia realmente disposto ad aprire a un prestito e soprattutto quale sia la volontà del calciatore. Perché, va detto, la Premier League è un campionato che affascina e non tutti i giocatori hanno la voglia immediata di lasciare quel palcoscenico. C'è poi un altro fattore da considerare, la concorrenza. Højlund non è un nome nuovo per il calcio italiano, anzi. Lo segue con grande interesse anche il Milan e questo potrebbe complicare le cose, ma ciò che conta è che il Napoli si è mosso, ha fatto i primi passi e questo dimostra come la dirigenza sia determinata a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. E non finisce qui, perché parallelamente è spuntato un altro nome che ha fatto subito sognare i tifosi, Joshua Zirkzee. L'olandese,
dopo aver incantato al Bologna, è stato acquistato dal Manchester United per oltre 40 milioni la scorsa estate. In Inghilterra, però, non è riuscito a replicare lo stesso rendimento. Tante presenze ma poche da titolare, appena 7 gol complessivi e un rendimento che non ha convinto del tutto. Questo scenario ha aperto la porta a nuovi scenari e il Napoli non ha perso tempo. Secondo areanapoli.it, infatti, ci sarebbero già stati i primi contatti tra il club azzurro, lo United e l'entourage del giocatore. Una semplice richiesta di informazioni, certo, ma sufficiente per capire che Zirkzee è un profilo che Conte e la società considerano più che interessante. E in effetti il perché è facile da spiegare. Zirkzee non è solo una punta centrale, è un giocatore versatile che può agire anche come esterno offensivo, qualità preziosissima in un Napoli che cerca rinforzi anche sulle corsie. Conte lo stima molto, lo avrebbe inserito in cima alla sua lista e la società lo sta valutando con grande attenzione. Non si tratta solo di una soluzione temporanea, ma di un innesto che potrebbe rappresentare un investimento per il futuro, vista la giovane età e i margini di crescita. Certo, il contratto lungo con lo United e l'ingaggio non proprio basso restano ostacoli non indifferenti, ma quando c'è la volontà di tutte le parti, a volte anche le operazioni complicate diventano possibili. A rendere la situazione ancora più delicata c'è il contesto generale. Il Napoli, nelle ultime settimane, ha salutato diversi attaccanti, Simeone, Raspadori, Ngonge, tutti giocatori che facevano parte delle rotazioni offensive. Con il pesante infortunio dell'attaccante belga e queste cessioni, l'organico si è ridotto drasticamente. Restare fermi significherebbe rischiare di compromettere l'inizio della stagione. Ecco perché la società si è messa subito al lavoro, bloccando ad esempio la cessione di un giovane della primavera, che adesso potrebbe tornare utile come alternativa, ma soprattutto aprendo tavoli di confronto con grandi club europei per individuare la soluzione giusta. La strategia del Napoli sembra chiara. Da un lato sondare piste low cost, magari prestiti o formule temporanee che permettano di tamponare l'emergenza. Dall'altro tenere viva l'opzione di un colpo più strutturato, un giocatore che possa diventare un punto fermo del presente e del futuro. Højlund rappresenta la prima opzione, difficile ma intrigante. Zirkzee è la seconda, più complicata dal punto di vista contrattuale, ma anche più affascinante per le caratteristiche del giocatore. Quello che emerge con chiarezza è che Conte vuole un attaccante subito, non solo per una questione numerica, ma per dare solidità al suo progetto tattico. L'allenatore chiede un profilo che sappia integrarsi con il resto della squadra, che sappia alternare fisicità e tecnica e che possa crescere insieme a un gruppo che, come abbiamo visto anche nelle ultime amichevoli, sta assimilando le idee di gioco ma ha bisogno di punti di riferimento chiari in avanti. In conclusione, amici miei, possiamo dirlo senza giri di parole, il mercato del Napoli è entrato in una fase caldissima. Le prossime ore saranno decisive per capire quale strada seguirà la società. L'attacco è il reparto che va sistemato subito e i nomi messi sul tavolo dimostrano che c'è l'intenzione di intervenire con forza. Højlund e Zirkzee sono due profili diversi, ma entrambi di alto livello. Toccherà alla dirigenza capire quale delle due piste sia più percorribile. Noi, come sempre, restiamo in attesa, pronti a raccontarvi ogni sviluppo. Restate collegati, perché qui sul canale vi porterò ogni aggiornamento, minuto per minuto, sul futuro del nostro Napoli. Forza Napoli, sempre!